Ancora se ne parla della mafia di Eraclea, molte sono le pene, dure sono le condanne, ma non per mafia. Adesso qui la domanda la facciamo alla sindaco Nadia Zanchin, che oggi sui giornali eh, afferma proprio in un virgolettato: davano della mafiosa pure a me. L'immagine della città è da ricostruire. Intanto buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Decisamente Il- per una città bella e accogliente, turistica come Eraclea è stata una brutta botta tutta questa menata della faccenda mafiosa. Adesso che cosa pensate di fare voi? Beh, adesso iniziamo effettivamente a vivere in modo più sereni perché gli ultimi anni sono stati un po' pesantucci per tutta la comunità perché ancora prima di un procedimento concluso ci veniva dato una specie di marchio, mi lasci passare la terminologia, come se tutto il comune fosse coinvolto con un'associazione mafiosa, cosa nella quale non abbiamo mai creduto ed era impossibile perché, come ho sempre detto, da quando ci siamo insediati noi come amministrazione nel 2020, Eraclea non era sicuramente quello che veniva rappresentato nel procedimento, che riguarda le singole persone nel procedimento, il quale non è da sottovalutare la pericolosità, perché comunque, seppure siamo ancora in primo grado, è stata riconosciuta un'associazione a delinquere, ma non è un'associazione a stampo mafioso. Il che si sarebbe comunque ripercosso su tutta la comunità, cosa che effettivamente e fortunatamente oggi possiamo dire non è così. La voglia di Eraclè è quella di ripartire in modo sicuramente più sereno. Eh, Non era semplice perché comunque in questi anni siamo sempre stati in qualche modo affiliati a delle comunità mafiose, non sto a ripetere quali, con quel famoso D per il quale io mi arrabbiavo tanto perché dicevo a Eraclea non è assolutamente quell'appartenenza. Quindi Certo, oggi si beh, per riparte carità, con uno possiamo... spirito cioè, ma, completamente con la voglia vabbè, di ma i nomi facciamoli, ben 26 anni al boss Donadio, poi c'è stata la soluzione per l'ex sindaco di Mestre, insomma, sono molti i fatti clamorosi che abbiamo sentito, ma il punto è che hanno dato la mafiosa pure a lei, sindaca, pure a lei, ma come si fa? Cioè, e perché Allora, questo? in questi 2 anni ce ne siamo sentiti dire di ogni. Fortunatamente noi abbiamo sempre creduto nella magistratura e questo mi ha fatto anche non reagire. Guardi, io le racconto questo. Ieri uscendo dal tribunale, perché ho assistito alla lettura del dispositivo, mi sono anche sentita dire, ma perché il comune non reagiva? Io ritengo che il comune non dovesse reagire a queste provocazioni, che consideravo solamente delle provocazioni proprio perché insomma, c'era la convinzione che nel procedimento la realtà sarebbe emersa, cosa che effettivamente è stata. A livello personale, gli attacchi che ho subito, certo, mi hanno ferito, mi hanno fatto male, ma mi faceva più male pensare a Eraclea che venisse etichettata come mafiosa. Lo trovavo un attacco perché non avevano nient'altro su cui attaccarsi, quindi in qualche modo ci hanno detto che anch'io e altri della mia giunta erano dei mafiosi. Mm. Quindi a voi questa cosa non sta in tasca, adesso volete rilanciare l'immagine della Ma città. guardi, Ci noi dica, comunque delle tutele, insomma, a livello personale anche ce le prendiamo perché insomma la diffamazione c'è, non è che lasciamo così passare tutto quanto nel dimenticatoio. Ricordiamoci che ci sono stati pesanti accuse un po' da tutti, non solo da esponenze politiche, ma anche da giornalisti, anche dai media purtroppo hanno fatto un processo, io lo chiamo un processo in piazza prima ancora che si concludesse quello che si è concluso ieri. quindi diciamo che le ferite ve le state ancora leccando. Solo un'ultima domanda. Da dove ripartirete per rilanciare la città? Velocemente. Beh, sicuramente nell'immagine balneare è una cosa che abbiamo già iniziato, un rilancio della località balneare che è sicuramente quella che potrebbe soffrire di più e che soffre di più.
Questo perché? Perché anche su alcuni siti stranieri Eraclea veniva abbinato al nome mafia, al termine mafia, e quindi lavoreremo parecchio su questo perché non accada. E Certo. adesso abbiamo anche la forza per dire procedimento si è concluso, dando ragione ai cittadini che la mafia qui non c'era. Bene, grazie a Nadia E non c'è. Zanchin, sindaco di Eraclea, per essere stata a TG Plus. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci, buongiorno.